Alla fine la spunta la Romulea, saranno i ragazzi di Mister Mariotti a sfidare la Vigor Perconti ai quarti di finale, termina 1-0 infatti la gara del primo turno in casa del Savio e De Luca subito tra i più attivi ad accendere il match, azione iniziata e conclusa dal numero 8 che però cicca la conclusione, perdona il Savio, poi è proprio lui ad inventare poco più tardi per Leone, para sul primo palo Carassai, ancora il dualismo 8-18, conclusione volante di Leone che termina clamorosamente larga ed è proprio lo stesso Leone ad avere l'ultima opportunità nel primo tempo, una carambola però favorisce ancora Carassai. Nel secondo tempo un Savio migliore, c'è Chiesa che triangola, arriva al tiro, conclusione centrale, ancora il numero 7 poco più tardi sugli sviluppi di questa rimessa laterale, è lui a vedere arrivare ai 25 metri il pallone senza pensarci due volte, la conclusione di prima intenzione però alta. Il momento della svolta è a 5 minuti dal 90esimo, c'è il tiro di Dubessé che, favorito da un rimpallo, riceve il pallone e dopo un'ottima giocata riesce a mettere la sfera sotto la traversa, bucando la resistenza del Savio, firmando l'1-0. Poco dopo arriva una brutta notizia per la Romulea, il numero 33 Taliani viene espulso direttamente dopo questo intervento su un avversario a pochi istanti dal triplice fischio, quindi in questa mischia il Savio cerca l'ultima opportunità della partita, arrivano i tre fischi del direttore di gara, sarà la Romulea al Vigor Sporting Center a giocarsi il pass per le semifinali.